Giornale del Veneto. Ancora la vicenda della donna di Treviso affetta da una malattia degenerativa che ha chiesto e ottenuto dal giudice la possibilità di sospendere le cure. Tra cittadini, legali e medici si accende il dibattito sul cosiddetto fine vita, tanto che un altro trevigiano malato ha oggi presentato richiesta in tribunale di non essere assistito. Il nostro servizio. Un ricorso al Tribunale di Treviso, lo stesso ricorso della signora malata di sclerosi multipla a cui il giudice ha concesso lo stop alle cure, stabilendo che potrà essere il marito a decidere per lei. Anche Paolo Ravasin, malato di SLA, ha deciso di percorrere la stessa strada. Stamani a Treviso il suo legale Raffaele Ferraro ha depositato gli atti per chiedere che per Paolo venga nominato il fratello Alberto, in gergo amministratore di sostegno, uno che, come il marito della signora, può negare il consenso alle cure. Anche Paolo chiede che un amministratore di sostegno, quindi il fratello, un'altra persona, possa vigilare sulle sue volontà nel caso di un'eventuale futura incapacità da parte sua. La richiesta di Ravasin è il primo effetto della vicenda della donna trevigiana, a cui è stato concesso che a scegliere per lei potrà essere il marito, nel caso la sua sclerosi multipla peggiori. Niente trasfusioni, la donna è testimone di Geova, niente ventilazione forzata e soltanto farmaci antidolorifici. La questione ha scatenato dubbi, discussioni, polemiche. Lavora a Padova il bioeticista Camillo Barbisane ed era nella commissione che ha dato parere al giudice per autorizzare il sì all'amministratore di sostegno. Per Ravasin, spiega, le cose sono un po' diverse. Sicuramente un tema spinoso, basti ricordare la storia di Pier Giorgio Welby e la vicenda anche con aspetti giudiziari di Mario Riccio, l'anestesista che staccò Pier Giorgio Welby dalla macchina che gli consentiva di respirare. Nel caso di Paolo Ravasin c'è un rifiuto a essere attaccato, tra virgolette, a una macchina per potersi nutrire. Il Parlamento deve ancora licenziare la legge sul biotestamento, vieterà lo stop ad alimentazione e idratazione e dice che il parere del malato non è vincolante per il medico. Il voto legislativo non impedisce di poter tutelare la libertà, la volontà di un paziente e la responsabilità di un medico.